Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Come avrete visto dalla locandina di apertura della pillola di oggi, si parlerà di un libro che è questo, Aristocrazia Nera, ad opera di Riccardo Tristano Tois. È un libro che io ritengo importante per iniziare insomma una presa di coscienza rispetto a quello che veramente ci circonda e a come funzionano le cose ad alti livelli, che purtroppo non è come ci raccontano. Spesso e volentieri, infatti, abbiamo una percezione, una concezione delle cose completamente artefatta e non rispondente alla verità, insomma. È un testo che infatti chiedo di leggere a tutti coloro che partecipano poi ai miei gruppi. Questo perché ritengo che sia un'opera molto completa, molto ben scritta, condensatissima per tutto quello che sono gli affari nostri, tra virgolette, perché sì, sono stati scritti molti testi, forse qualcuno anche addirittura più completo di questo o più specifico, perché magari ha preso in esame soltanto uno degli argomenti, ma no, il nostro obiettivo non è quello di diventare dei maestri di una determinata struttura o di una determinata fregatura sociale, ma il nostro intento è quello di capire un po' non solo come è stato orchestrato tutto e come continua ad essere orchestrato, ma anche a che livelli e in che modi e modalità operano appunto nei piani alti, in quello che appunto il Tristano Tuis definisce aristocrazia nera. Allora lo rimostro. Sappiate appunto che tocca tantissimi argomenti, è un lavoro che io ritengo veramente eccezionale, parla di simbologia, parla anche della storia, non soltanto della storia modificata d'arte, ma anche della storia vera che ci riguarda, la storia di determinate casate, la storia di come si sono evolute le religioni. Ritengo che sia un lavoro straordinariamente interessante, è un condensato di informazioni che richiede appunto non solo una prima lettura, ma in alcuni casi anche una seconda lettura. Parla veramente di tantissime cose, parla anche di intrighi, diciamo così, di famiglie che apparentemente sembrano non avere un collegamento diretto con noi, ma che poi in realtà scopriamo avere ripercussioni assolutamente tangibili anche e soprattutto qui in Italia, da cui in un certo senso nasce tutto. Dunque è importante conoscere questa storia e come influisce ancora oggi sul nostro vissuto, qual è la verità nascosta dietro determinati culti e dietro l'uso di determinate simbologie, come nascono alcune correnti newageiane, eh, i culti più tacitamente diffusi che ancora oggi in silenzio vengono celebrati e dunque è secondo me un qualcosa di assolutamente importante per capire veramente l'enorme lavoro che questi fanno e che fanno assolutamente basandosi sulla nostra ignoranza e su quelle che sono i nostri timori, le nostre superstizioni, tra l'altro create da loro.
Dunque, per quanto mi riguarda, è un testo importantissimo che non deve mancare. Ripeto, non è l'unico testo, attenzione, lo so benissimo che avrete letto altro, chi avrà letto Hayek, chi avrà letto di qui e di là, insomma. Però per quanto riguarda noi, in Italia mancava un lavoro così che accorpasse tutto. È chiaro che poi, come ho già detto prima, ci sono sicuramente eh, testi più specializzati, nel senso che si occupano magari di un argomento invece che di tutti gli argomenti, come ha voluto fare il TUIS con enorme coraggio, eh, che io appunto apprezzo moltissimo, mi piacciono le persone che ci mettono la faccia e tra l'altro apprezzo moltissimo anche tutti i suoi lavori, perché ha fatto comunque e sta cercando di fare del bene anche sul piano della musica, per restituire alla musica la giusta dimensione, perché la musica guarisce, la musica è vibrazione e anticamente le orazioni, le preghiere erano basate appunto sulle vibrazioni, vibrazioni che permettevano al corpo di armonizzarsi con livelli più elevati e dunque di guarire. Questo è il motivo per cui entrare in connessione con determinate forze, con determinate vibrazioni è fonte di benessere e anche in quello hanno cercato di sovvertire un pochettino la funzionalità e lo scopo benefico appunto della musica e del suono. Lui dunque sta cercando di riportare una musica armonizzata secondo quelli che sono i veri canoni dell'armonizzazione dell'organismo e del corpo umano e non solo, appunto, ha avuto il coraggio e la bravura di saper raccontare e dire cose veramente forti e aprire un po' gli occhi. Dunque, vi ripeto, Aristocrazia nera di Riccardo Tristano Tuis è un testo per me fondamentale, non ho la pretesa che lo sia a livello universale, riconosco il merito del suo lavoro e riconosco l'importanza per quanti comincino a fare un percorso nel fatto di leggere appunto questo testo e rendersi conto di ciò che viviamo veramente, al di là di quello che ci viene propagandato o di quello che ci viene manifestato o mostrato. C'è molto di più, molto peggio, anzi devo dirvi che il Tristano si è tenuto leggero, eh, credetemi, quando leggerete il Tristano sappiate che è stato delicato, che le cose stanno anche molto peggio, però è un qualcosa, è un inizio, quantomeno vi darà la spinta per capire che le cose sono così. Non dico che bisogna accettarle passivamente, ma dico che assolutamente non c'è modo di cambiare le strutture combattendo le strutture, ma l'unica cosa su cui abbiamo azione è prenderci la responsabilità di noi stessi. Per me dunque è un testo importante perché apre gli occhi e dà la spinta giusta, a mio avviso, per quanti la cerchino o la sappiano utilizzare in questo senso, dà la spinta giusta appunto a reagire e a farsi delle domande, quantomeno farsi delle domande, poi magari saranno pochi quelli che penseranno di voler veramente cambiare qualcosa. E come sempre noi passiamo a cambiare soltanto dentro di noi, qualcosa dentro di noi. Grazie per avermi ascoltato fino qui, vi rimando al prossimo appuntamento e alla prossima condivisione. Se avete l'occasione procuratevi questo testo, se già non lo possedete, se già non lo avete letto, sarà un dolce risveglio. Grazie e buona giornata a tutti dalla vostra Hildegard.